Si torna in campo dopo la lunga pausa nazionali, si torna in campo per una fondamentale giornata di campionato con vista Coppa Italia. Da una parte chi vuole continuare ad alimentare le proprie speranze playoff, dall'altra una squadra che ha tutta l'intenzione di conquistare 3 punti utili per mantenere la seconda piazza in un turno di Serie A che non prevede veri e propri scontri diretti. Amiche ed amici del futsal, un saluto da Giacomo Mozza e benvenuti al Pala Lupatotina di San Giovanni Lupatotto. È la 22esima giornata, la nona di ritorno del campionato di Serie A Fables. Audace Calcio a 5 Verona Pescara Futsal femminile. Le rossonere di Andrea Rossi sono reduci da due scoppiettanti pareggi, entrambi 3-3 contro Lazio e Atletico Foligno, e prima dello storico appuntamento con la Coppa Italia vogliono provare a riavvicinare l'ottavo posto al momento occupato dal Cagliari. Le biancazzurre di Maria Amparo sono sempre tra le favorite d'obbligo per la conquista dello scudetto, una formazione che non ha certo bisogno di presentazioni. Hanno attutito bene il colpo della sconfitta contro il Bitonto con due autorevoli successi su Lazio e Atletico Foligno, e ora vogliono riportarsi a -2 dalla capolista Falconara. Andiamo subito alla lettura dei roster a disposizione dei due tecnici, appunto Rossi e Amparo. L'Audace Calcio a 5 Verona presenta con il numero 1 Verdù, 2 Pomposelli, 3 Puttov, 9 Arakawa, 10 Decao, 11 Zandonà, 14 Ficetto, 21 Maretti, 22 De Angelis, 27 Zardini, 28 Biasiolo, 33 Morosini. Dall'altra parte appunto il Pescara di Maria Amparo Jimenez Lopez con il numero 21 Mascia e 8 Di Sauro sono i due portieri, 3 Sciascio, 4 Coppari, 5 D'Incecco, 7 Rozzo, 8 Di Sauro già detto, 9 Belli, 10 Manieri, 11 Discaro, 12 Vanelli, 27 Valentino, 99 Raffa Pato. La terna arbitrale oggi al Pala Lupatotina, i due arbitri sono Simone Zanfino di Agropoli e Carlotta Filippi di Bergamo. Al crono Andrea Saggese di Rovereto. È tutto pronto dunque, l'Audace giocherà, l'Audace Verona con il completo rosso, totalmente rosso, attaccherà nel primo tempo da sinistra a destra dei vostri schermi. Da destra a sinistra invece il Pescara femminile futsal con il completo verde acqua, il completo da trasferta. È tutto pronto dunque, da una parte appunto un Audace che vuole tornare a fare i 3 punti dopo la sconfitta di Bitonto e i due pareggi per 3-3 contro Lazio e Atletico Foligno. D'altra parte un Pescara che appunto aveva perso 3-1 in casa contro il Bitonto, e poi due vittorie nette, secche, convincenti, 6-3 sul campo della Lazio e 5-0 casalingo contro l'Atletico Foligno. È cominciato il match con l'Audace che ha fatto rotolare il primo pallone. Si tratta della 22esima giornata della Serie A Fables, la nona di ritorno. Il Pescara è secondo in classifica a 46 punti, nona invece con 18 punti l'Audace Verona. Rozzo cerca subito il pallone verso Raffa Pato che cerca di sfuggire alla guardia di Nanako Arakawa. La 99 contro la 9 è la giocatrice di casa dell'Audace Verona a fermare l'incedere della numero 99 pescarese, mettendo il pallone in fallo laterale battuto da Ersilia D'Incecco all'inizio da Natalia Rozzo. La giocata con Belli, ancora D'Incecco che prova la conclusione, fermata da Pomposelli, e poi Rozzo che cerca ancora di azionare il destro. Questa volta è Benedetta De Angelis a frapporsi alla conclusione della numero 7 pescarese, e poi Luana Puttov che invece ferma l'azione di Belli. Raffa Pato, gioco di gambe per destreggiarsi, cerca poi di azionare, si trattava scusate della numero 9, sì, Federica Belli, che non è riuscita però a raggiungere il servizio della compagna. È trascorso il primo minuto di gioco, poco più, 1 minuto e 4 secondi di gioco, ne mancano ancora 18,56, tutto il match davanti col Pala Lupatotina, ovviamente 0-0 tra Audace Verona e Pescara femminile. Rozzo smista sulla destra proprio per Belli, centralmente per Pato, ci mette il piede De Angelis a far rotolare il pallone in fallo laterale proprio davanti alla panchina rossonera, presieduta ovviamente da Andrea Rossi. Arakawa che rilancia il pallone verso De Angelis, Pomposelli, il lancio lungo verso Puttov, buona l'intenzione, meno l'esecuzione, facile riuscita di Marika Mascia, l'ex CMB, ultima esperienza appunto arrivata la scorsa estate. Belli, inedito da Rozzo, ancora Belli centralmente, cerca nuovamente il dai e vai con la compagna, sopraggiunge D'Incecco che allarga sulla sinistra per Raffa Pato, che cerca centralmente Pomposelli che va ad anticipare
e a capire le intenzioni di Rafa Patto, che cercava l'imbucata centrale per Rozzo invece di appoggiarsi all'indietro a Dincecco, e poi proprio Dincecco che ha fermato l'azione di Pomposelli. De Angelis si alza in pressione Belli, attenzione all'errore delle due, e poi Belli che sbaglia clamorosamente il gol, malinteso clamoroso tra Verdú e De Angelis, con la giocatrice spagnola, il portiere spagnolo che ha appoggiato debolmente, servendo un pallone d'oro a Patto. Perfetto l'assist a Federica Belli, che ha fallito però l'appuntamento con la rete numero 15 della propria stagione, calciando a lato a porta praticamente sguarnita. Era stata saltata Marta Verdú, è rimasta solo De Angelis sulla linea di porta. Clamorosamente a lato il tentativo di Federica Belli, dicevamo appunto 14 reti per lei in stagione, la miglior marcatrice assieme a Natalia Rozzo del Pescara, con uno score addirittura di 9 reti in 4 partite nei mesi precedenti, nei mesi scorsi, prima poi di fermarsi, per così dire, nell'ultimo match casalingo al Pala Rigopiano, scusate, di Pescara, nella vittoria 5-0 contro Atletico Foligno, in cui appunto non è andata a segno. Pomposelli cerca la giocata passando in mezzo tra Dincecco e Patto, scusate, proprio Dincecco a mettere il pallone fuori. È entrata nel frattempo l'ex tiki-taka, già comunque al Pescara in passato, Aida Sciascio, un altro nuovo arrivo della scorsa estate, giocatrice invece da molti anni al Pescara, Ludovica Coppari, è entrata anche lei sul parquet per la prima volta in questo pomeriggio, appoggia a Belli, indietro nuovamente dalla numero 4 Ludovica Coppari. Rozzo gioca il pallone in zona arretrata il Pescara, cercando poi la verticalizzazione verso Sciascio. L'altra numero 3 in campo, Luana Putto, fa commettere il primo fallo del match, sanzionato da Simone Zanfino, sezione di Agropoli. Questa terra dolorante aiutata a rialzarsi dall'avversaria Aida Sciascio, diciamo appunto classe 93, ex Isolotto Firenze, Falconara Lazio e Tiki Taka. Era già stata al Montesilvano Pescara tra il 2019 e il 2022, conquistando anche lo scudetto nella stagione 2021, prima appunto del biennio a Francavilla. 12 gol lo scorso anno con la maglia giallo-rossa del Tiki Taka, e quest'anno il ritorno in bianco-azzurro. È proprio Aida Sciascio sul punto di battuta. Parte lei con il mancino, appoggia Belli che allarga, Rozzo che calcia, brava Benedetta De Angelis ad allontanare la minaccia, a contrastare il tiro della numero 7. Come detto in precedenza, anche lei al pari di Belli, miglior marcatrice con 14 reti della formazione di Amparo. Rozzo centralmente per Sciascio, ancora da Rozzo, ancora la giocata nello stretto, si chiude bene l'Audace con la grande giocata poi con la suola, il tunnel di Pomposelli, ancora rientra Pomposelli, grande giocata ancora. E poi all'ennesimo tentativo di dribbling, questa volta Coppari a mettere il pallone fuori in fallo laterale davanti alla panchina di Amparo, davanti alla panchina ospite. 16 minuti e 26 secondi, sortita offensiva, break offensivo dell'Audace Verona con Pomposelli, grande giocata con la suola, il tunnel ai danni della diretta marcatrice, e poi comunque un tentativo doppio, triplo di dribbling, e Coppari che ha messo il pallone in fallo laterale, quindi a suonare la carica dopo qualche minuto di sofferenza e qualche frangente di difesa ad oltranza del Fortino, e anche un rischio sul tentativo di Belli per l'Audace Verona, con Pomposelli che ora va a contrastare il tiro di Ludovica Coppari. Mette in corner quando siamo entrati da un minuto nel corso del quinto di gioco al Pala Lupatotina, 0-0, con la migliore occasione per Federica Belli per il Pescara. Coppari a cercare di scavalcare la difesa dell'Audace, e poi interviene con la spalla, con il petto Mascia, a mettere comunque il pallone in calcio d'angolo già battuto, con il primo tiro della partita da parte dell'Audace Verona, scoccato da Benedetta De Angelis, che aveva ricevuto direttamente dal corner, direttamente da Arianna Pomposelli, palla che vola alta sopra la trasversale della porta difesa da Maria Fontana, Marica Mascia, e dunque al
quinto minuto in cui siamo appena entrati al Pallo Patottina. Anche l'Audace si fa vedere, prova a farsi vedere con un altro tentativo in ripartenza, poi il corner battuto da Pomposelli, quel tiro alto sulla traversa di De Angelis, che in stagione di gol ne ha segnati 7, la seconda miglior marcatrice al pari di Giulia Ferreira De Cao. Giulia Ferreira, a cui vanno i nostri migliori auguri di pronta guarigione, di pronto recupero. Giulia Ferreira che ha terminato anzitempo la propria stagione. Torniamo in cronaca però con il tentativo un po' complicato di disimpegno difensivo da parte dell'Audace Verona, con Arakawa che ha avuto difficoltà a controllare il pallone lanciatole da Pomposelli, e poi ha favorito Sciascio, che ha guadagnato comunque una rimessa laterale in zona offensiva, fronte offensivo lato sinistro del Pescara, con l'ingresso in campo anche di Gabi Stumer Vanelli, l'ex kick-off. Primi minuti sul parquet anche per lei, grande giocata di Rozzo che supera Arakawa, non supera Pomposelli, fallo fischiato, se non vado errato in questo caso, da Filippi, secondo arbitro se non sbaglio anche il più lontano dallo svolgersi dell'azione. Allora, fischiato a mio avviso corretto, ma fischiato con qualche secondo di ritardo. Si è lamentata l'Audace che stava già pregustando la possibilità di volare in contropiede sulle ali dell'asse De Angelis Pomposelli, e diciamo dunque di attenzione a Pato che si gira, bloccata, murata da Marta Verdù. Era stata brava ad eludere l'intervento difensivo, la guardia difensiva di Nanako Arakawa. Nel frattempo attenzione alla grande occasione ancora con Verdù che si salva in qualche modo, il lancio di Mascia che ha messo in difficoltà. Nel frattempo la fuga lungo linea, lungo l'auto di sinistra di Arakawa, non c'è un attimo di sosta ancora De Angelis, e il tentativo poi velleitario decisamente fuori misura, né un tiro né un assist per le compagne. Diciamo appunto un rilancio lungo dalle parti di Verdù, da parte di Mascia. Verdù in difficoltà nella presa alta, aiutata dalla traversa nel errato tentativo di presa, e poi di testa sul tap-in Pato, e questa volta con buona prontezza di riflessi a salvarsi il portiere iberico, che aveva prima però scarabocchiato, per così dire, la presa alta sul rilancio di Mascia, aiutata appunto e salvata dalla traversa, poi brava a recuperare su Pato. Cerca di andarsene Zandona, non è entrata Jessica Manieri, recupera Gabi Vanelli che recupera nuovamente il pallone sull'assist, sul passaggio di Coppari, prova poi con il mancino da lunga distanza, deviazione di un difensore rossonero e rimessa laterale in zona offensiva sul lato sinistro del fronte offensivo abruzzese. La formazione ospite Coppari si incarica della battuta, serve Vanelli, rilancia poi alle parti di Mascia direttamente per alleggerire la pressione Zandonà. 13:30 al termine del primo tempo, 0-0 al Pallo Patottina tra Audace Verona e Pescara Futsal femminile. Gabi Vanelli attraversa il campo da sinistra a destra per Coppari, che torna dalla 12, allarga per Jessica Manieri, su di lei impressione Zandonà evitata con un passaggio verso Coppari, che azione poi Pato sulla destra, Pato fermata da Arakawa che vince anche il rimpallo, pallone che carambola, rotola sul fondo, rimessa dal fondo per Audace Verona con le mani. Verdù verso Zandonà, all'indietro da Luana Puttofi, il capitano rossonero assente nelle ultime partite per un infortunio muscolare, rientra oggi. Non ho ancora avuto modo di concludere il mio messaggio di auguri di pronta guarigione, di pronto recupero a Giulia Ferreira, che nel corso della pausa si è procurata la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio. Per lei stagione finita, la rivedremo l'anno prossimo, e dicevamo dunque dei migliori auguri per la giocatrice ex Lamezia, tra le migliori, tra le più positive di tutta la stagione rossonera, in particolare degli ultimi mesi, da gennaio in avanti. 7 reti per lei in stagione, appunto la seconda miglior marcatrice della formazione di rosse, al pari di De Cao e De Angelis, davanti a loro solamente Pomposelli con 12 reti. Coppari, Rafa Pato, centralmente per Manieri, ancora Rafa Pato, ancora Manieri, ancora Rafa Pato, si invola, Pato!
che si mangia il gol del vantaggio, totalmente superata, bruciata sullo scatto Arakawa. Bellissimo doppio scambio tra le due, Pato Manieri, ancora Manieri, palla in profondità per la 99, doppio scambio splendido, doppio da Evai, e Pato che a tu per tu con Verdù non è riuscita ad inquadrare lo specchio della porta per realizzare anche lei il gol numero 14 della propria stagione. Al momento ferma a 13, numero 99, classe 91 della formazione di Amparo. La migliore occasione della gara, al pari di quella sui piedi, capitata sui piedi di Federica Belli, grazie all'assist sempre di Pato, una delle più positive, delle più attive e vivaci in questo avvio di gara. Dall'altra parte la più attiva è sicuramente Arianna Pomposelli, in questo caso fermata da Coppari, e poi brava però insieme a Luana Putto fa ringhiare sui piedi di Jessica Manieri a concedere solamente il rinvio dal fondo a Mascia. Riparte dunque il Pescara, deve rispondere alla vittoria del Falconara nell'anticipo di mercoledì, super anticipo, giocato addirittura appunto nella serata di mercoledì, 4-2 al Palla Torino sulla Lazio. Ieri invece stesso risultato, 4-2 per il Cagliari, che ha superato la VIP, guadagnando ulteriore terreno nonostante le due partite in più al momento sull'Audace, in ottica ottavo posto, in ottica playoff, e soprattutto alla prima stagione in Serie A, guadagnando con addirittura 4 giornate di anticipo la matematica salvezza, che era il primo obiettivo della formazione di Giorgi. Pomposelli allarga male per Puttov, vincente la pressione da parte di Raffa Pato, e dunque rimessa laterale in zona offensiva ancora da sinistra, questa volta battuta da Belli. Era entrata sul parquet anche Ersilia D'Incecco, Vanelli con Raffa Pato, Belli e D'Incecco sul parquet per Amparo, oltre ovviamente a Mascia. Verdù, Puttov, Zandona, Pomposelli e Arakawa per Andrea Rossi. Zandona lungo a cercare Arakawa, contrasto e deviazione da parte di Gabi Vanelli. Entra anche Elena De Cao, citata in precedenza, quota 7 reti in stagione, controlla bene col petto il primo pallone della propria partita, lo appoggia bene ad Arakawa, che sbaglia però, brava poi ad evitare che il pallone da Belli possa sopraggiungere, o meglio possa giungere a D'Incecco, e dunque a fermare sul nascere l'azione, il break offensivo del Pescara. Direttamente Vanelli che a servire lungolinea e a recuperare, poi a ritornarle il pallone Belli, guardando una rimessa laterale dallo stesso punto di battuta praticamente per il Pescara, che sta cercando sempre più di mettere pressione alla difesa dell'Audace Verona. Per il momento sta reggendo la formazione di Andrea Rossi con qualche difficoltà, con qualche brivido. Attenzione al tiro e la grande parata di Verdù su Vanelli, altra grande occasione per il Pescara. Il lancio di Mascia che cerca nuovamente in posizione di pivot Raffa Pato, con la testa Arakawa a mettere in fallo laterale. D'Incecco si incarica della battuta, sta collezionando rimesse laterali sempre dallo stesso punto di battuta, sempre dal lato sinistro del proprio fronte offensivo il Pescara. D'Incecco taglia per Rozzo, serve la corsa di Belli, Belli con lo scavetto, palo clamoroso. Altra occasione del Pescara, ne sta collezionando sempre più, non riesce però poi ad alleggerire con continuità la pressione l'Audace, con Zandona che non riesce a raggiungere il pallone, il lancio da parte di Marta Verdù. Davvero altra grande occasione, altra grande azione, grande sviluppo da parte del Pescara, con grande qualità tecnica da D'Incecco a Rozzo e lo splendido pallone sulla corsa di Belli. Il taglio e la sovrapposizione vista praticamente alle spalle. Ancora Pato che cerca Belli, non si chiude da Evai perché si è frapposta De Angelis. Audace in chiara difficoltà negli ultimi minuti. Pescara che sta facendo valere tutto il proprio maggior tasso tecnico. Rimessa laterale questa volta dal lato destro del fronte offensivo, all'indietro D'Incecco verso Rozzo. Rozzo per Raffa Pato, spalla alla porta, torna da Rozzo, ancora da D'Incecco e controlla, torna a Rozzo appostata all'interno del cerchio di centrocampo. Continua la pressione e la lunga fase di possesso della squadra di Amparo, che cerca di
sbloccare un Lecce che per il momento in questo primo quarto di gara, in questa prima metà del primo tempo sembra stregato, con le occasioni per Belli, Pato, Vanelli e soprattutto il palo colpito ancora da Federica Belli. Mascia osserva il posizionamento delle compagne, preferisce andare semplice da Rafa Pato. Belli controlla e cerca ancora Pato. Pato, ancora Verdù, decisiva, bravissima ad andare a terra e a sbarrare la strada a Rafa Pato. Altro grande sviluppo del Pescara, altra grande occasione. Pescara davvero dominante in questa fase del match. Audace che sembra anche in difficoltà psicologica, fatica a ribaltare l'azione, a conquistare il pallone per più di pochi secondi e non riesce appunto a costruire azione degna di nota. Arakawa un po' malinteso con Verdù, il lancio di De Angelis verso De Cao che va a contrasto con Dincecco, brava a fermarla, e poi il fallo di De Cao che chiede subito scusa prima all'arbitro e poi a Ersilia Dincecco, aiutata a rialzarsi, la perdona, diciamo così, Carlotta Filippi, secondo arbitro oggi, sezione di Bergamo. Il primo è Simone Zanfino di Agropoli, al crono Andrea Saggesi di Rovereto. Il terzo fallo dell'Audace Verona, 0 ancora commessi dal Pescara. Rafa Pato a contatto, collisione quasi con Belli, un malinteso forse sull'azione tra le due. Ancora Pato che cerca Dincecco, fermata da De Angelis. L'ultimo tocco è poi della giocatrice ospite con la maglia numero 5, pallone che rotola sul fondo e sarà rimessa per il rilancio dal fondo per Marta Verdù, con De Cao che si impegna moltissimo a tenere in campo un pallone molto molto complicato. È brava comunque a fermarlo, anche se questo appunto ha già superato la linea laterale del campo. Rozzo cerca di azionare il mancino, molto brava ad arpionare il pallone alle sue spalle. De Angelis le finisce sulla testa praticamente. Rozzo, si lamenta Luana Puttov chiedendo provvedimenti verso l'avversaria. A mio avviso correttamente Filippi non estrae cartellini. Terminata a terra De Angelis sulla pressione di Natalia Rozzo, andando a sbattere probabilmente a testa sul parquet del Palio Patadino, oppure semplicemente il contraccolpo all'altezza del collo sul contatto con Natalia Rozzo, che cercava comunque in modo corretto, regolare, di andare a recuperare il pallone. Ottimo stop di De Cao sul rilancio di Puttov, prova a distendersi, l'Audace non riesce da qualche minuto. Puttov allarga sulla sinistra per De Cao, nuovamente sulla destra per Biasioro, un tunnel su Belli, favorisce Puttov, Puttov calcia, fermata senza problemi da Aida Sciascio. Perfeziona il disimpegno Dincecco appoggiandosi su Mascia che lancia lungo verso Belli, fuori misura, palla direttamente dalla collega, dall'altro portiere, da Marta Verdù, decisiva in più riprese poco fa anche su Rafa Pato. De Cao centralmente, fuori misura però per la entrata appunto come detto in precedenza Caterina Biasiolo, pallone che poi dai piedi di De Cao va a carambolare su quelli di Federica Belli. Rimessa laterale per Biasiolo e cerca De Cao, nuovamente Belli, nuovamente rimessa laterale poco più avanti, sempre sullo stesso lato per l'Audace Verona. 6:48 al termine del primo tempo, 0-0, punteggio che resta inchiodato su quello di partenza nonostante le diverse plurime occasioni per il Pescara. De Angelis, Puttov viene dentro il campo ancora a verticalizzare per De Cao, molto bravo a destreggiarsi in mezzo ad un paio di avversari e a tornare da Biasiolo. Ancora Biasiolo che recupera la palla vagante, allarga per De Angelis, si alza in pressione Sciascio, costringe al passaggio fuori misura troppo arretrato verso Luana Puttov e dunque rimessa laterale all'altezza più o meno del cerchio di centrocampo per il Pescara. Dincecco, Rozzo, è entrata Alessia Valendino, primi secondi, primi minuti sul parquet anche per lei, e nel frattempo chiede il time out la panchina pescarese. E dunque a 6 minuti e 13 secondi dal termine del primo tempo al Palla Lupatotina, con il punteggio che è ancora fermo sullo 0-0, si procede alla prima sosta tecnica, il primo time out chiesto appunto dalla panchina del Pescara. Pescara in almeno 5-6 occasioni vicino alla rete del vantaggio. Audace che comunque, nonostante una sofferenza in ogni caso
diciamo, programmata e da mettere in preventivo contro certi avversari, sta comunque difendendosi con ordine e opponendo una strenua resistenza alla formazione di Amparo, decisamente superiore sulla carta. Audace Verona che appunto viene da 2 pareggi consecutivi, 3-3 in casa qui contro la Lazio e 3-3, stesso punteggio anche al Palapatenese di Foligno ai primi di marzo, poi appunto 3 weekend senza partite per la squadra di Andrea Rossi, prima il turno di riposo al 21esimo turno e poi appunto i 2 turni di sosta del campionato per gli impegni della nazionale, con le azzurre di Francesca Salvatore che nel Elite Round al Pala Roma di Montesilvano hanno conquistato la qualificazione al primo mondiale di futsal femminile della storia, che si svolgerà nelle Filippine, si disputerà nelle Filippine tra il 21 novembre e il 7 dicembre del 2025. Le vittorie decisive 6-1 sull'Ungheria e 5-4 sulla Svezia, e poi l'ininfluente, indolore sconfitta 4-0 contro il Portogallo per un girone da 4 all'italiana, che ha appunto premiato le prime 2, ovvero sia Portogallo e Italia. Dall'altra parte hanno vinto invece in Francia, nel raggruppamento francese, Spagna e Polonia. Dunque i 4 slot europei, i 4 slot per la zona UEFA per il prossimo mondiale, il primo femminile di futsal femminile della storia, sono stati appunto conquistati da Italia, Portogallo, Spagna e Polonia. In seguito, in prosecuzione di cronaca, andremo anche a parlare della Coppa Italia, delle Final 8 di Coppa Italia di Molla di Bari del prossimo weekend. Nel frattempo torniamo in cronaca perché il match è ripreso, mancano 6 minuti esatti al termine del primo tempo dopo il time out chiesto da Amparo. Il tentativo sulla rimessa laterale da parte di Luana Puttoff, che non trova compagne pronte all'appuntamento a centro area. Troppo lungo il servizio verso Elena De Cao e quindi nuovamente il Pescara a cercare il possesso palla da zona difensiva. Vince il duello Puttoff contro l'altra numero 3 da Sciascio, Greta Maretti. Nel frattempo gioca il primo pallone della propria partita, giocandolo indietro per De Angelis, troppo lontana, troppo alta sul campo Luana Puttoff, malinteso e qualche parola, qualche scambio di vedute energico tra le due. Si lamentava che De Angelis, che Puttoff fosse andata troppo alta, troppo lontana, e nuovamente un passaggio troppo arretrato per lei. Rozzo, verticalizzazione verso Sciascio che controlla bene con la sua, lavora il pallone, Coppari calcia e mette i brividi nuovamente all'Audace Verona con un gran destro da fuori che stava per sorprendere Marta Verdù, e non deve però intervenire sul tiro della numero 4 biancazzurra, palla che sibila di fianco al palo alla sinistra di Marta Verdù. Maretti centralmente per De Cao, 1 contro 1 con Coppari, prova a saltarla, si lancia De Cao, va a calciare bene con il mancino, guadagna quantomeno un corner, salutata dagli applausi del pubblico del Pala Lupatotina. Siamo entrati da 4 secondi nel 16esimo del primo tempo. Calcio d'angolo per l'Audace Verona con De Angelis che si incarica della battuta, va da Puttoff che calcia rasoterra, Rozzo anticipa De Cao, lancia poi Sciascio tu per tu con Verdù, Sciascio con il tacco prevedibile, ancora Verdù, grande occasione fallita dal Pescara in ripartenza, con l'Audace che si è fatta trovare scoperta in occasione di un corner a favore. Ripartenza letale o quasi del Pescara, con Rozzo che ha prima anticipato De Cao sul tentativo da parte di Puttoff e poi è andata in ripartenza a servire un pallone perfetto sulla corsa Sciascio, che ha cercato un improbabile colpo di tacco a tu per tu con Verdù. Verdù brava anche pochi secondi fa su questo tiro potente ma centrale da parte di Rozzo a mettere in corner battuto da Sciascio, con De Angelis che guida la ripartenza dell'Audace Verona con un pallone questa volta troppo lungo per De Cao, troppo arretrati quelli in precedenza verso Luana Puttoff, troppo lungo questo per la numero 10 classe 2003 dell'Audace Verona. Valendino, Coppari, 4:24 al termine del primo tempo, 0-0 al Pala Lupatotina tra Audace Verona e Pescara futsal femminile. Sciascio
controlla bene il pallone spalle alla porta, lo cede a Manieri che lo allarga verso Valendino, su di lei in attesa, in pressione Greta Maretti, e poi un tentativo alto sulla traversa che vola lontano dalla porta di Verdù da parte di Ludovica Coppari, classe 98 ex Ternane Salinis al Pescara nel 2020, Pescara che quest'anno, o meglio la scorsa estate, è tornata a chiamarsi Pescara Futsal femminile dopo un solo anno come GTM Montesilvano. Continui cambi di denominazione per la società fondata nel 2013 come sezione femminile del Montesilvano, che era Montesilvano, poi Pescara dal 2021 al 2023, e poi un solo anno 2023-2024 GTM Montesilvano. Nel frattempo quarto fallo commesso dall'Audace Verona e primo cartellino giallo del match per Benedetta De Angelis, che ha atterrato in modo troppo energico, una spallata sì ma non regolare Gabi Stumer Vanelli, e quindi cartellino giallo estratto dalla direttrice di gara Carlotta Filippi di Bergamo. Sul punto di battuta del calcio di punizione dalla tre quarti spostati sulla sinistra, Belli e Vanelli, si allontana poi l'ex kick-off, resta sul punto di battuta solamente Federica Belli che va da Rozzo, Sciascio calcia ancora Verdù e poi sul tap-in di Rozzo, decisiva ancora Verdù, e la deviazione anche di Puttoff e De Angelis, ancora decisivo il portiere, l'estremo difensore spagnolo, classe 99 ex Tiene VIP e Infinity, uno dei nuovi arrivi della scorsa estate per la società del precedente Bentegella. Ci prova Pato, questa volta Belli non può arrivare sul tiro cross della compagna, ora esce, torna in panchina a rifiatare. E il gran gol dall'altra parte da parte di Jessica Manieri, un grandissimo gol improvviso a sorprendere anche la difesa rossonera. Questa volta non può nulla Marta Verdù sulla splendida stoccata con il mancino da parte di Jessica Manieri, che firma il primo gol della propria stagione, primo gol in campionato da parte di Jessica Manieri, la classe 90, e al minuto 17 del primo tempo, a 3 minuti e 35 secondi dal termine della prima frazione, il Pescara futsal femminile di Amparo è meritatamente in vantaggio. Per tempo fallo di Vanelli ai danni di Luana Puttoff. Secondo fallo del Pescara commesso dalla classe 2000 ex Lazio e Kickoff, 8 reti lo scorso anno con la maglia dello Blacks, finora in stagione 11 invece appunto con la nuova maglia del Pescara. E quindi grandissimo gol da parte di Jessica Manieri, che era appena rientrata in campo. Attenzione alla grande giocata di Nanako Arakawa, improvvisa anche questa, improvviso mancino anche in questo caso, e questa volta si supera Mascia a mettere in corner. Audace che aveva appunto difeso strenuamente il proprio fortino, la propria porta, e Verdù si era superata in più occasioni, ma in occasione del battuta di una rimessa laterale ha perso di vista Manieri, che era appena entrata dalla panchina, rientrata in campo sostituendo Federica Belli, è andata direttamente a ricevere la battuta della rimessa laterale, ha calciato con il mancino perfettamente sotto l'incrocio dei pali, non lasciando scampo a Marta Verdù, che si era superata in più occasioni in precedenza ma non ha potuto davvero nulla. Un po' sorpresa la difesa del Audace Verona, e quindi vantaggio con il primo gol stagionale di Jessica Manieri per il Pescara. È proprio Manieri che allarga sulla destra per Coppari, lungolinea per Vanelli, alle sue spalle De Angelis, regolarmente, in modo energico, veemente ma più che regolare, sulla ex Lazio e Kickoff, e poi Arakawa che poco fa ha sollecitato i riflessi di Mascia. Una ottima deviazione in corner, che non riesce a controllare un pallone complicato servitole dalla compagna. Rafa Pato verso Manieri, ancora Pato per Vanelli, Vanelli da posizione defilata, un mancino in diagonale che sibila comunque vicinissimo al palo della porta difesa da Verdù. Altra grande occasione per il Pescara, imbucata filtrante di Pato verso Vanelli, ottimo controllo e mancino volante,
destro, volante invece di Pomposelli direttamente sul rilancio di Verdù. Palla che si impenna e supera la traversa della porta difesa da Mascia, non lontanissimo dalla porta difesa da Mascia, ma il portiere ex Lazio Ternana e CMB Futsal Team sembrava ampiamente in controllo della situazione. Mascia che appunto lo scorso anno con la maglia del CMB ha conquistato la promozione dalla B alla A e quest'anno invece è approdata al Pescara. Coppari, Raffa Patto, su di lei De Angelis, imbucata per Coppari. Lunga fase di possesso del Pescara che ruota bene il pallone e le giocatrici sul parquet. Il lancio poi di Verdù, una zona morta per la squadra rossonera direttamente da Mascia. 1 minuto e mezzo, poco meno al termine del primo tempo. Vanelli ha sbloccata il 17esimo Jessica Manieri, vantaggio meritato per la squadra di Amparo. Nel frattempo poi il pallone lungo filtrante da parte di Rozzo verso Vanelli, leggermente troppo lungo, difende il rinvio dal fondo Verdù che rischia di far passare i 4 secondi a disposizione, cede a Pomposelli che cerca poi un passaggio fuori misura De Angelis. 69 secondi al termine del primo tempo. Audace Verona 0, Pescara 1, rimessa laterale proprio per la formazione in vantaggio, informazione in vantaggio da un paio di minuti di gioco con la rete di Jessica Manieri. Coppari sbaglia il suggerimento profondo verso Raffa Patto che era in posizione di pivot a cercare di difendere la posizione di vantaggio su Nanaka Arakawa, palla che termina fuori poco lontana dalla panchina di casa. Puttoff troppo lungo per Pomposelli, dunque si procederà a un rinvio dal fondo battuto da Mascia. Patto elude anche il tentativo di pressing alle sue spalle da parte di Puttoff, calcia da posizione defilata sulla destra Rozzo in scarso ritmo ma comunque guadagnando un calcio d'angolo dal lato destro del proprio fronte offensivo il Pescara. Coppari, grande giocata, Vanelli e il miracolo, l'autentico miracolo ancora di Verdù. Bellissima giocata sul corner con Coppari, Patto e Vanelli, la suolata di Patto a servire la compagna italo-brasiliana come lei, compagna di nazionale tra le giocatrici protagoniste dell'Elite Round del Palaroma di Montesilvano, che appunto ha consegnato la qualificazione al mondiale all'Italia di Francesca Salvatore. Grande occasione per il Pescara e altra grande parata di Verdù che ha dovuto capitolare solo sul grande mancino da fuori di Manieri che si è incastonato sotto l'incrocio dei pali. Ultimi 20 secondi, prova l'Audace Verona a chiudere avanti il primo tempo. La solata di De Angelis verso Arakawa che ignora sulla sinistra Puttoff, va a calciare, ferma il tiro Raffa Patto e guadagna palla poi sulla pressione di De Angelis Arakawa che va questa volta a cercare Puttoff ma con un passaggio nettamente fuori misura. Sul rinvio di Mascia mancano solamente 5 secondi al termine del primo tempo, ci prova comunque Rozzo che poi va all'indietro da Coppari e finisce dunque qui il primo tempo al Pala Lupatotina. Audace Verona e Pescara Futsal femminile vanno al riposo con il vantaggio della formazione abruzzese con la rete firmata da Jessica Manieri al 17esimo, gran gol con un mancino sotto l'incrocio dei pali che non ha lasciato scampo a Marta Verdù, comunque migliore in campo del match che ha salvato a più riprese la porta rossonera. Ci sentiamo tra poco qui al Pala Lupatotina per la ripresa il secondo tempo di Audace Verona e Pescara Futsal femminile.
Bentornati dal Pala Lupatotina di San Giovanni Lupatoto, dove Audace Verona e Pescara Futsal femminile stanno per dare il via alla ripresa del gioco di questa 22esima giornata, nona di ritorno della Serie A Fables 2024-2025. Primo tempo che si è chiuso con il Pescara in vantaggio 1-0, la rete decisiva, la perla al 17esimo di Jessica Manieri, che sta decidendo fin qui il match tenuto sul pari, sullo 0-0 da Marta Verdù con diverse grandi parate. Un Audace che comunque si è sempre difesa con ordine e con orgoglio, provando anche in qualche occasione la sortita offensiva a sorprendere la comunque sempre attenta difesa della formazione di Amparo. La migliore occasione per l'Audace è stato un grande mancino in diagonale da parte di Nanako Arakawa, proprio pochi secondi dopo lo svantaggio per la formazione di casa. Una grande parata di Masha a mantenere la rete di vantaggio per il Pescara. Arakawa lungo per Pomposelli, che controlla bene le sue spalle Dincecco, controlla la numero 2, va poi ad imbucare per Puttov, all'indietro nuovamente da Pomposelli. De Angelis a vincere il rimpallo Raffa Patto, riesce poi a riconquistare il pallone De Angelis, prova in questo duello tra numero 9 Arakawa a superare sullo slancio Belli, che fa buona guardia e recupera il pallone, lo congela a Rozzo, lo allarga a Dincecco, torna in possesso la numero 7, ex Salinis, Bisceglie e Falconara tra le altre. Attenzione a Pomposelli, un po' di difficoltà, Rozzo che va a firmare il raddoppio, va a punire l'indecisione della difesa rossonera, e al secondo minuto della ripresa, dopo 1 minuto e 21 secondi di ripresa, va a firmare il raddoppio per il Pescara Futsal femminile, con la rete numero 15 della propria stagione, rimanendo per il momento miglior marcatrice solitaria della formazione abruzzese. 15 reti, staccando la compagna Federica Belli, che per il momento rimane a 14. Ciò che più conta comunque per la formazione di Amparo è il raddoppio firmato appunto da Natalia Rozzo, la classe 93, la brasiliana, che firma dunque la 15esima rete stagionale e porta appunto a 2 le reti di vantaggio del Pescara, punendo una indecisione, una incertezza della difesa rossonera, che ha lasciato lì il pallone. Rozzo è stata lesta come un falco a anticipare Verdù e a depositare il pallone nella porta ormai sguarnita dopo aver superato il portiere spagnolo. E quindi ottimo avvio di ripresa per la formazione ospite, con Rozzo che riceve ora da Masha, cerca in profondità Patto, grandissimo suolata ancora per la numero 7, fermata da De Angelis, torna all'indietro da Dincecco. Raffa Patto, Belli, Rozzo cerca l'imbucata centrale per Dincecco, che cercava di tagliare alle spalle della difesa rossonera. La deviazione di Luana Puttov, che concede solamente la rimessa laterale per la formazione di Amparo. Protagonista, grande protagonista anche da giocatrice, con la maglia appunto biancazzurra. Rozzo, Belli torna indietro cercando di guadagnare qualche metro per poi permettere all'azione del Pescara di svilupparsi e di distendersi. Patto con il destro, in scivolata Benedetta De Angelis a mettere il pallone in corner, calcio d'angolo dal lato destro del fronte offensivo per il Pescara, che appunto in avvio di ripresa, dopo 1 solo minuto e 21 secondi di ripresa, ha firmato il raddoppio con la rete di Natalia Roso da Roccia. Calcio d'angolo battuto da Dincecco, che scodella per Roso, altra scodellata verso Belli, che prova la mezza rovesciata, vince poi il contrasto Pomposelli, che prova a lanciarsi, lo fa bene, supera un paio di avversari. Decisivo poi però l'intervento difensivo di Dincecco. Attenzione da Arakawa, che cerca nuovamente di lottare, di strappare il pallone a Dincecco, che guadagna metri. Patto va a calciare, altra grande parata di Marta Verdù, che concede solamente il corner al Pescara dal lato opposto rispetto a quello
di battuta di poco fa. Dincecco, palla dentro, palla che attraversa tutta l'area di porta senza trovare giocatrici pescaresi pronte all'intervento, quindi rimessa laterale dal lato opposto, dal lato di sinistra nel fronte offensivo rossonero. Un po' complicato il disimpegno con Verdù che cercava di servire Arakawa, era intervenuta Belli che non è però riuscita a calciare dalle parti di Verdù nuovamente in modo efficace, mentre l'Audace Verona non è riuscita a mantenere il possesso in modo costante. Grande giocata di Rafa Pato che cerca Dincecco che calcia, la grande giocata in ripartenza del Pescara, il lancio verso Pato che salta secco, Nanako Arakawa trova tutta sola davanti a Verdù Dincecco che controlla e supera il portiere spagnolo per la terza volta. Avvio di ripresa shock per l'Audace Verona, avvio di ripresa travolgente per il Pescara futsal femminile che porta nel giro di 3 minuti e mezzo, di 3 minuti e 33 secondi, da 1 a 3 nelle reti di vantaggio. Andiamo a vedere il replay offertoci dalla regia del nostro Filippo Piovesan. La grande giocata di Rafa Pato che controlla, salta secco a rientrare Nanako Arakawa. Serve poi un pallone perfetto per Ersilia Dincecco che controlla e batte con una puntata con il destro da posizione più che favorevole, più che ravvicinata. Marta Verdù questa volta assolutamente incolpevole, così come anche in occasione degli altri 2 gol subiti. Anzi, Marta Verdù che più volte ha tenuto a galla l'Audace Verona nel corso del primo tempo, nulla ha potuto però sulle conclusioni di Rozzo e Dincecco in questa apertura di ripresa. Per Ersilia Dincecco si tratta del 5° gol stagionale. Giocatrice classe 89, a parte la parentesi della Lazio nella stagione 16-17, sempre in bianco-azzurro, sempre al Pescara. 6 reti lo scorso anno con la maglia dell'allora GTM Montesilvano, mentre a 16 minuti e 27 secondi dal termine del match, dopo questo time out richiesto da Andrea Russi, si rientra in campo con l'Audace che utilizzerà subito il portiere di movimento, subito con la tattica del quinto di movimento la squadra di Andrea Rossi, con Pomposelli con la maglia bianca del portiere al posto di Verdù. Cerca dunque il power play l'Audace Verona per cercare di aumentare la pressione sulla difesa pescarese, di aumentare la propria presenza dalle parti di Mascia e di cercare di riaprire quanto prima, al più presto, la gara e di rimetterla in maggior equilibrio, di riaprirla, di accorciare al più presto le distanze. 16 minuti e 4 secondi al termine, ha perso palla per un malinteso tra Coppari e Belli il Pescara in zona difensiva. Cerca dunque di occupare subito con la superiorità numerica la metacampo del Pescara, l'Audace Verona. Belli che va a deviare, a intercettare il passaggio di Puttov che intendeva servire Elena De Cao. Ancora Puttov, Arakawa, scambiano ripetutamente le due. Si va ora da Maretti, ecco l'ex Bagnolo che cerca di azionarsi, torna da Lona Puttov in posizione di ultimo difendente. Maretti cerca in angolo, attenzione a De Cao che calcia addosso a Mascia. Grande occasione per l'Audace Verona. De Cao favorita dal giro palla, dalla lunga fase di possesso dell'Audace Verona. È stata trovata in angolo molto bene Arakawa che aveva servito centralmente dopo la deviazione di Pomposelli. Era arrivata la pallezione a De Cao che inganna, supera una disattenta in questo caso Coppari, non controlla però bene, poteva presentarsi a tu per tu con Marika Mascia che in questo caso cerca di servire lungo Aida Sciascio senza fortuna, e dunque rinvio dal fondo nuovamente per l'Audace Verona con Pomposelli che è rientrata in campo al posto di Marta Verdù, in campo dunque solo per pochi secondi.
E ora torna in possesso offensivo l'Audace Verona, che cercherà nuovamente di riconquistare, di riguadagnare con costanza, stabilmente la metà campo offensiva, ad occupare la metà campo del Pescara e cercare di creare i presupposti nuovamente per riaprire la gara come in precedenza con De Cao, che non ha però sfruttato una grande chance tu per tu con Mascia, sparando addosso al portiere ex Lazio e CMB. Maretti, cerchio di centrocampo per Puttov, che allarga sulla sinistra per Pomposelli, che torna dalla destra per Maretti, imbucata per De Cao, che cerca il primo palo. Questa volta Mascia è letteralmente strepitosa con l'intervento con i piedi. Stavolta non si può attribuire alcuna colpa, alcun demerito a Elena De Cao, comunque sempre tra le migliori giocatrici dell'Audace Verona anche in questa stagione. Ancora De Cao, ancora Elena De Cao, la terza volta è quella buona, 14:22 al termine del match. La dedica verso la tribuna da parte di Elena De Cao, ottavo gol stagionale, 1-3. Time out chiesto questa volta da Maria Amparo Jiménez Lopez, il tecnico del Pescara, che ha sostituito la scorsa estate Dudu Morgado, che assieme al vice Carlo Chiavaroli cercherà di riportare un po' di calma, un po' di ordine nel proprio schieramento, nello schieramento delle proprie giocatrici, che negli ultimi minuti hanno concesso forse qualche occasione di troppo alle avversarie, alla formazione di casa, con De Cao che ha avuto per 3 volte sui piedi, sempre nella stessa zona, nella zona di sinistra del fronte offensivo rossonero, la palla appunto dell'1-3. Ha sparato addosso a Mascia nella prima occasione, è stata fermata da un prodigioso intervento del portiere abruzzese, classe 87, esperto portiere classe 87 nella seconda occasione, e poi ha battuto invece l'estremo difensore avversario in modo imparabile nella terza e definitiva, diciamo, occasione. La terza volta è stata quella buona per Elena De Cao per firmare il gol numero 8 in stagione, a segno anche 2 volte nell'ultimo match giocato dall'Audace Verona sul campo dell'Atletico Foligno a inizio marzo, nel 3-3 del Pala Paternesi. Manieri, la palla che scorre da Coppari, Coppari che mette il pallone sotto la suola e va a sterzare, grande palla verso Vanelli che calcia la posizione defilata senza inquadrarla, andandoci nemmeno vicina allo specchio della porta difesa da Verdù, anzi andando a calciare direttamente in fallo laterale. 14 minuti esatti al termine del match, con l'Audace Verona che ha ottenuto quanto voleva, quanto sperava, ovvero di riaprire il match, di accorciare le distanze nel più breve tempo possibile, creando appunto 3 grandi occasioni tutte sui piedi di Elena De Cao nel giro di pochi secondi, e poi appunto firmando proprio con la classe 2003 la rete del 1-3. Sciascio cerca di servire sul lato opposto Gabi Vanelli, la deviazione di una giocatrice dell'Audace Verona concede la rimessa laterale proprio davanti alla panchina rossonera al Pescara. Coppari, Vanelli all'indietro direttamente da Mascia per alleggerire la pressione. È tornata ovviamente sul parquet Verdù in questa fase di difesa per l'Audace Verona. Vanelli, Coppari, lato lato per Jessica Manieri, la giocatrice che ha sbloccato il match del Pala Lupatotina. Sciascio fa carambolare il pallone sui piedi di Nanako Arakawa, guadagnando la rimessa laterale poco prima, diciamo, per il Pescara della linea mediana del campo in zona difensiva. Fuori misura il passaggio di Vanelli verso Manieri, comunque favorita Sciascio, esce con i piedi Verdù ad anticipare Vanelli che si stava per involare su questo lancio di Ludovica Coppari, non riesce poi a controllare Puttov, il pallone che rotola in fallo laterale, se ne incarica proprio l'ex tiki-taka Aida Sciascio, già ex Montesilvano Pescara tra il 19 e il 22. Sciascio, Coppari, si alza su di lei in pressione Maretti, Coppari che torna da Sciascio,
allarga per Jessica Manieri. Sciascio cerca di tenere più a lungo possibile il pallone il Pescara per evitare che l'Audace possa tornarne in possesso in zona offensiva. De Cao dentro, clamorosa occasione fallita da Putov, che per sua sfortuna ha visto il pallone arrivarle sul piede debole. Purtroppo si è visto. Attenzione alla palla per Sciascio, Sciascio che calcia addosso a Verdù dopo aver eluso l'intervento di Nanako Arakawa. Grande occasione per l'Audace Verona, gran palla di De Cao verso il secondo palo dove sopraggiungeva Luana Putov, che con il destro però non è riuscita a colpire nel migliore dei modi. Ha svirgolato e non ha inquadrato da pochissimi passi, da praticamente 0 metri, la porta difesa da Mascia, e non è riuscita dunque, con ancora 12 minuti abbondanti sul cronometro, a firmare il 2-3 che avrebbe rimesso totalmente in discussione l'esito della gara. Tornerà a provarci comunque l'Audace Verona, che ha davvero reagito alla grande dopo lo 0-3 firmato Dincecco. Torna sul parquet Rafa Pato a cercare di mettere presenza offensiva per il Pescara, che sta un po' faticando negli ultimi minuti. De Cao ha prima riaperto la gara e poi con un grande assist per Putov appunto stava per favorire il 2-3. Rischia Mascia sulla pressione dell'altra numero 21 in campo, Greta Maretti, che è entrata in questo secondo tempo davvero con un ottimo spirito. Rientra soprattutto anche Arianna Pomposelli come portiere di movimento al posto di Marta Verdù. Diversi cambi anche per Amparo. Ci sono in questo momento sul parquet Mascia, Dincecco, Jessica Manieri, Belli e Rozzo. Per Amparo sul parquet De Cao, Putov, Maretti, Arakawa e come portiere di movimento Pomposelli per Rossi. Putov, De Cao, ancora Luana Putov, Arakawa, Putov allarga sulla destra per Maretti, che cerca lo spazio, è costretta a tornare all'indietro dal proprio capitano. De Cao, ancora Putov, Maretti, che va a effettuare un velo molto intelligente per cercare di far scorrere il pallone dalle parti di Arakawa, che però va tagliato più stretta verso il secondo palo, senza dunque poter raggiungere un pallone servitole largo però da Putov. Manieri, Sciascio alza molto bene la pressione l'Audace Verona con De Cao che anticipa Belli, poi volarsi, guadagna metri con la solita grande potenza e freschezza fisica. Cerca però poi un passaggio filtrante per Arakawa, non fortunata, poi però con grande spirito, con grande intensità anche difensiva va a guadagnare la rimessa laterale sul tentativo di break da parte di Aida Sciascio. Rimessa laterale già battuta da Putov. Arakawa, calcia Arakawa con i piedi, un intervento non banale. Mascia, un tiro davvero velenoso, insidioso da parte della nipponica ex Atletico Foligno. È andata a calciare un tiro all'apparenza sporco. Attenzione a De Cao, che questa volta va a calciare debolmente tra le braccia di Mascia, che poi prova a calciare direttamente verso la porta rimasta sguarnita logicamente perché Verdù è in panchina. In campo c'è Pomposelli che sta dando qualche indicazione a De Cao, ora non inquadrata dalla telecamera. Riguadagna stabilmente la metà campo offensiva l'Audace. Putov, Maretti cerca di tagliare verso Pomposelli, interviene Belli che calcia, non inquadra lo specchio della porta, stava rientrando tra i pali, si fa per dire Putov per difendere quantomeno la porta da un tentativo dalla lunga distanza, effettivamente scagliato da Federica Belli. Pomposelli, Putov, Arakawa, ancora Putov, 10 minuti e 25 secondi. Siamo quasi alla metà della ripresa, quasi a 3/4 di gara. 1-3. Putov fuori misura sia per Arakawa che per Maretti. Ha scarabocchiato un po' il tentativo di passaggio il capitano rossonero. Esce nuovamente Pomposelli, rientra Verdù. Possesso ora del Pescara con Belli, servita con l'esterno da Rozzo, da cui torna Vanelli. Si lancia, guadagna metri, allarga male però per Belli. Passaggio fuori misura, ha perso un po' di lucidità, un po' di
qualità e di precisione nelle proprie scelte tecniche il Pescara dopo lo 0-3 e soprattutto dopo che l'Audace l'ha sorpresa con una veemente e orgogliosa reazione, sorprendendo forse un po' il Pescara che non se l'aspettava, pensava di essere probabilmente totalmente e definitivamente in controllo della gara. La formazione di Amparo, che invece è stata sorpresa dal 1-3 di Decao, soprattutto perché l'Audace, oltre a trovare la rete che ha accorciato le distanze, aveva trovato altre occasioni da gol proprio con la propria numero 10. Rimessa laterale per il Pescara, lo batte Vanelli, l'inizio da Sciascio, ancora da Rafa Patto. Sciascio controlla e allarga per Jessica Manieri con la suola. Sciascio verso Vanelli, su di lei impressione Decao, allarga per Manieri, alza la pressione l'Audace Verona costringendo Patto a tenere il pallone addirittura nella propria area di porta, a pochi metri da Mascia. Ancora Patto centralmente, sempre molto bene, con grande qualità tecnica per Manieri, va a terra Benedetta De Angelis. Si fermano tutti, si fermano anche gli avversari, si ferma anche Maretti che logicamente non va a calciare verso la porta e rimette in fallo laterale. È rimasta a terra De Angelis, che ha sentito forse tirare al flessore, non ho capito bene, comunque è un movimento strano per la giocatrice con la maglia numero 22, perché oggi vive una sorta di derby, lei che è abruzzese di Pescara. Attenzione a Zandonà che cerca di controllare, cerca di guadagnare lo spazio per la battuta a rete, viene fermata da Vanelli, non riesce ad andare alla conclusione, guadagna comunque una rimessa laterale e un nuovo possesso dell'Audace Verona. Decao, Puttoff, Decao consolida il possesso dell'Audace, 8 minuti e 40 secondi per tornare ulteriormente in gara. Tiene in campo il pallone Zandonà, cerca di portarselo sul destro, viene fermata da Dinceco, poi colpita al volto proprio da Zandonà. Patto cerca la porta, non la trova dalla propria metà campo, chiede scusa Zandonà, gesto d'intesa tra le due, assolutamente involontario e fortuito lo scontro tra appunto Zandonà e Ersilia Dinceco, la giocatrice che ha firmato la rete dello 0-3, con cui forse il Pescara cercava e pensava di essere più tranquillo almeno fino a fine gara. Rozzo, Belli, ancora Rozzo, ancora verso Belli, il pallone di ritorno leggermente troppo lungo, 8 minuti 3 secondi, con l'Audace che guadagna nuovamente rimessa laterale. Puttoff Pomposelli riguadagna la metà campo offensiva con la maglia bianca del portiere Pomposelli. Decao in angolo, direi impressione Belli che le tocca il pallone, la fa andare in laterale. Non è dello stesso avviso Carlotta Filippi, il direttore di gara di Bergamo, che concede la rimessa laterale al Pescara, già perso però il pallone dalla formazione bianca-azzurra ospite. Rimessa laterale davanti alla panchina ospite per l'Audace Verona. Maretti, Puttoff, Pomposelli. 7 minuti e mezzo. Puttoff, ancora Pomposelli, controlla su di lei impressione Belli, riesce a destreggiarsi bene il numero 2 rossonero. Maretti, ancora Pomposelli, ha un po' di spazio, potrebbe anche decidere di andare alla conclusione, non se la sente, torna Maretti che calcia con un mancino interessante, mezzo esterno, mezza punta, deviazione, calcio d'angolo per l'Audace Verona, se ne incaricherà Eleonora Zandonà. All'indietro, anzi, scodellando dal lato opposto per Pomposelli che controlla e torna a far girare palla la formazione di Rossi, davvero encomiabile per impegno, per spirito battagliero, anche per la reazione veemente, orgogliosa dopo lo 0-3 con cui era entrata in gara e ha creato i presupposti anche del 2-3, una clamorosa occasione fallita da Luana Puttoff su grande assist di Elena Decao. Sono entrati da 6 secondi negli ultimi 7 minuti, ha perso palla l'Audace, un pallone tirato fuori praticamente
quasi sul fondo, quasi all'incrocio delle righe. Patto, grande suolata per Vanelli. Vanelli che calcia, non c'è stata la deviazione di Marta Verdù, richiesta dal giocatrice del Pescara. Grande giocata di De Cao, lasciare sul posto Aida Sciascio, ancora De Cao col mancino, sbilanciata in modo intelligente e ai limiti del regolare, ma ancora all'interno della regolarità da parte di Gabi Vanelli, molto intelligentemente, ancora in modo, mi sento di dire, regolare, ha calciato quindi con il mancino in più che precarie condizioni di equilibrio Elena De Cao. Sciascio allarga per Vanelli, diciamo, del mancino fuori misura di De Cao, che non ha potuto far meglio che calciare, diciamo, sull'esterno della rete verso il primo palo. Attenzione a Zandonà, grande intervento difensivo di Zandonà a fermare il tentativo di assist di Vanelli verso Federica Belli. Zandonà, ancora Puttov che cerca con l'esterno sinistro di servire e di ultimare lo scambio dai vai con Eleonora Zandonà. Rimessa laterale per l'Audace Verona. Arakawa ancora verso Puttov, ancora in campo Pomposelli dal quarto minuto di questa ripresa, subito dopo lo 0-3, che ha optato per la tattica del portiere in movimento Andrea Rossi, tattica che quest'anno ha portato tante gioie, tante soddisfazioni, comunque diversi spunti e indicazioni positive all'Audace Verona, a differenza degli anni scorsi, quando questa tattica veniva usata più per disperazione che per reale esigenza tecnica, anche con la dovuta capacità, diciamo, con la necessaria e minima capacità di utilizzarla. Rafa Patto, Vincecco, ancora Patto, va intelligentemente a congelare il possesso, a far scorrere i secondi. Tra poco saremo dentro gli ultimi 5 minuti, ultimo quarto di questo secondo tempo, quindi 5 minuti al Palla Lupatotina di questo divertente Audace Verona Pescara futsal femminile. Sciascio cerca di far correre Rafa Patto, non riesce a ultimare lo scambio con la compagna e dunque riguadagna il possesso dell'Audace Verona. Pomposelli, De Cao sempre in angolo, De Cao cerca sul lato opposto Zandonai, ha capito tutto Coppari che va a bloccare il pallone e poi non riesce Dincecco a perfezionare il disimpegno. De Cao cerca De Angelis, tocca ma non riesce a perfezionare il recupero palla e ad ultimarlo Rozzo. De Angelis, Pomposelli si aziona, si mette in ritmo, calcia con la punta, con il destro, senza però inquadrare lo specchio della porta difesa da Mascia. Coppari alza nuovamente la pressione dell'Audace, davvero grande reazione della squadra di Rossi in questo secondo tempo dopo lo 0-3 firmato Dincecco. Coppari 1 contro 1 con De Cao, non la sfida nell'1 contro 1, torna all'indietro. Rozzo, Coppari, Dincecco, ancora Coppari, ottima fase di possesso, grande giocata di Coppari, cambio di direzione che non riesce però dall'altra parte a Belli nel duello con l'altra numero 9 Arakawa, che guadagna la rimessa laterale. 3,58. De Angelis, entra anche al posto di De Cao Caterina Biasiolo. Pomposelli cerca Zandonà, ottimo intervento con la manona da parte di Mascia ad anticipare l'avversario, a recuperare anche poi il pallone e a poter rinviare per le compagne. In mezzo a due, Rozzo, non c'è fallo, guadagna Zandonà, Zandonà verso Biasiolo, Biasiolo verso De Angelis che colpisce in pieno Dincecco, va poi a commettere fallo su Rozzo e va a commettere addirittura il primo fallo della ripresa. È il primo fallo addirittura di tutto il secondo tempo, davvero statistica particolare, inusuale, partita davvero corretta per quanto intensissima all'insegna del grande agonismo, ma sempre all'insegna di una grande correttezza. E addirittura questo è stato il primo fallo. Attenzione a Sciascio che ha spazio, Sciascio e poi Dincecco che trova il gol del 4-1, la doppietta personale, il sesto gol stagionale, e va probabilmente a chiudere il match a 3 minuti e 16 secondi. Non è riuscita ad azionarsi in
zona offensiva nella metà campo del Pescara con il portiere in movimento l'Audace Verona. Ha perso palla lasciando sguarnita la porta. Sciascio ha cercato di calciare, grande intervento sulla linea da parte di Arakawa, ma poi la stessa giocatrice giapponese non è riuscita a superare. Attenzione a Pomposelli che va a sollecitare nuovamente i riflessi di Mascia, che va a deviare sopra la traversa, calcia velocemente il corner senza riuscire a raggiungere Pomposelli Zandonà, e quindi poi sul tap-in nulla da fare proprio per la stessa Arakawa dopo un miracoloso straordinario intervento sulla linea. Nulla da fare sul tap-in di Dinceco, che ha firmato dunque la doppietta personale dopo la rete dello 0-3, anche questa dell'1-4, che probabilmente chiude il match, tagliando le gambe e togliendo probabilmente le ultime speranze all'Audace Verona, che comunque davvero va applaudita e bisogna fare i complimenti per la reazione, la grande reazione, non solo da un punto di vista dello spirito, dell'agonismo, ma anche tecnico, della capacità di creare occasioni dopo lo 0-3. Biasiolo aveva battuto velocemente la punizione Pomposelli, è stato il primo fallo anche del Pescara in questa ripresa. Arakawa nuovamente con le portiere di movimento rossi, a cui non rinuncia neanche sotto di 3, neanche nuovamente sotto di 3. Attenzione a Biasiolo che perde palla. Era stata in precedenza clamorosa l'occasione per De Angelis sotto porta, con Biasiolo ben servita da Pomposelli, che si era potuta presentare a tu per tu con Mascia. Non aveva optato per il tiro diretto verso la porta della numero 21, dell'estremo difensore con la maglia numero 21 pescarese. È andata verso il centro dell'area. Attenzione Pomposelli a 2 minuti e 6 secondi. L'Audace non muore mai, 2-4. Due minuti e 5 secondi al termine del match, torna in partita nuovamente, riduce nuovamente le distanze l'Audace Verona. 13° gol stagionale di Arianna Pomposelli, firmato questo con la maglia da portiere. Non cambia nulla però, conta sempre uno, conta sempre per il 2-4. Zandonà calcia, Zandonà in diagonale col mancino, osserva scorrere il pallone sul fondo Mascia senza necessità di intervenire. Cede poi a Jessica Manieri, bravissima l'Audace a tornare in gara anche sull'1-4, a non mollare mai. 1 minuto e 43 secondi, 103 secondi di speranza per l'Audace Verona, con Zanfino ora che va a redarguire Aida Sciascio, va anche ad ammonirla probabilmente per qualche parola di troppo, per una protesta forse di troppo. Primo cartellino giallo, anzi secondo, scusate, cartellino giallo della gara. Vado a verificare, se non ricordo male, l'altro cartellino giallo è stato per Benedetta De Angelis. Confermo, Benedetta De Angelis ammonita nel corso del primo tempo. E ora secondo giallo. Attenzione al tiro di Pomposelli, fermato questa volta da Mascia, che cerca poi di centrare la porta direttamente dalla propria, la propria avversaria, la porta avversaria direttamente dalla propria, senza inquadrarla. Non può intervenire Pomposelli sul retropassaggio di Biasiolo, in difficoltà, in una posizione complicata Arakawa, che concede solamente, si accontenta diciamo di concedere la rimessa laterale al Pescara. 78 secondi ancora. Rafa Patto tiene palla il Pescara. Sciascio, ancora Rafa Patto, ancora Sciascio, ammonita poco fa Rafa Patto. Belli, Patto trova l'intervento di Zandonà, recupera però palla per un'incertezza, un'indecisione tra Zandonà e De Angelis. Ancora Zandonà che cerca di mettere dentro, fase un po' convulsa, confusa della gara. Siamo entrati da 7 secondi nell'ultimo giro di lancette, 53 secondi al termine di questo match davvero entusiasmante al Pala Lupa Tottina, per merito anche di un'Audace Verona che non ha mai mollato, nonostante in 2 occasioni si è trovata a fronteggiare un triplo svantaggio sullo 0-3 e sull'1-4, riuscita in entrambi i casi a rientrare in gara, prima con De Cao, poi con Pomposelli. De Angelis in posizione di ultimo difendente in passato, in precedenza,
ricoperta da Puttoff, stanno scarseggiando ora i secondi a disposizione. Pomposelli calcia, una deviazione che per poco non favorisce all'altezza del secondo palo Nanako Arakawa, che per pochi centimetri non arriva all'appuntamento con il quarto gol della propria stagione. ...28 secondi ancora da giocare, ci sarà un calcio d'angolo per la formazione di casa. Lo batterà Caterina Biasiolo, all'indietro cerca Pomposelli, non lo trova. Pomposelli che poi interviene sul tentativo di Belli. Pomposelli calcia, Pomposelli non favorisce, non trova Biasiolo. È stata la deviazione di un difensore abruzzese. Rimessa laterale dopo il contatto tra Raffa Patto e De Angelis per il Pescara. De Angelis che anticipa Belli, concede la rimessa laterale, mancano 9 secondi, stanno per esaurirsi le speranze dell'Audace Verona, che comunque va applaudita per la grande reazione, prima sullo 0-3 poi sull'1-4. 3 secondi con la rimessa laterale in favore dell'Audace Verona. Scorrono dunque i titoli di coda sul match del Pala Lupatotina. Suona la sirena che saluta la vittoria stagionale numero 15 per il Pescara, che sale dunque a 49 punti, nuovamente a meno 2 dal Falconara, che comunque ha una partita in meno. Falconara che aveva vinto nell'anticipo di mercoledì 4-2 sul campo della Lazio, 4-2 anche del Cagliari ieri contro la VIP. Oggi invece il quadro andrà a chiudersi con, oltre Audace Pescara, Molfetta Lamezza, Atletico Foligno, CMB e Bitonto Kickoff. Alle ore 18 riposa il Tiki Taka Francavilla. Vince 4-2 dunque il Pescara Futsal femminile sul campo dell'Audace Verona. Nel primo tempo l'unica rete è stata realizzata da Jessica Manieri, nella ripresa 0-2-0-3 per la squadra di Amparo, grazie alle reti di Raffa Patto ed Ersilia, di Natalia Rozzo ed Ersilia D'Incecco. Poi De Cao a riaprirla per l'1-3, 1-4, 4-1 firmato da Ersilia D'Incecco, doppietta personale, definitivo 2-4 con la maglia del portiere di movimento firmato da Arianna Pomposelli. Prossimo turno di campionato tra 2 settimane, la 23esima, decima di ritorno, con l'Audace impegnata sul campo del CMB Futsal Team in anticipo sabato 12 aprile alle 15:30. Riposerà invece il Pescara, che tornerà in campo nel turno successivo sabato 26 aprile alle 18:30, sempre contro il CMB in casa però al Pala Rigopiano. Prima però il prossimo weekend il grande appuntamento con le Final 8 di Coppa Italia al Pala Vito Pinto di Mola di Bari dal 3 al 6 aprile. Si inizierà con i quarti di finale giovedì 3 aprile con Audace Bitonto alle ore 11 e Pescara Tiki Taka alle ore 15. A seguire poi Falconara Lazio alle 18, remake della sfida di questo turno di campionato, e Kickoff CMB alle ore 21. Semifinali poi venerdì 4 e finale domenica 6 aprile. È tutto dunque qui dal Pala Lupatotina per questo Audace Verona Pescara Futsal femminile. Ricordo, vittoria 4-2 della formazione ospite allenata da Amparo. Io ringrazio FP Video Production e Filippo Piovesan per la regia e anche oggi per le riprese. Un ringraziamento, un saluto, un ringraziamento per l'attenzione. A risentirci con i prossimi appuntamenti di Calcio a 5 da Giacomo Mozza.